Un minuto. Trenta secondi, attenzione. Partiti, let's go! Moreno Martin, sono tuoi. Finalmente tricolore, comincia l'avventura! Che spettacolo! Carichi a molla, erano lì che non ce la facevano più a stare fermi, sono partiti a cannone, chiaramente era importante prendere subito le prime posizioni e adesso vi daremo tra poco informazione al primo passaggio qui in zona Pox sul prato di Borgo Gradisca. Ancora una volta benvenuti a tutti gli amici che ci seguono in streaming, state per seguire le fasi in diretta del team relay del campionato italiano giovanile esordienti allievi. 29 formazioni al via. Meccanici già pronti per un eventuale cambio, staremo a vedere. Sicuramente sarà più da fare rispetto a questa mattina. Anche questa curva, questo tornante che da via Stortan dall'asfalto conduce in discesa con questa curva a sinistra, questo tornantino verso il prato. E vedremo subito le prime posizioni. Li vediamo da lontano, li iniziamo a scorgere. Stanno per arrivare la testa della corsa. Ed è Sanfiorese davanti, maglia rossa-nera. È la formazione 1, Riccardo Paolo Nadal in seconda posizione, la formazione del B-Team Cyclocross Project con Pietro Bandinzol e terza la Sport Even Cycling Group con Giovanni Busca. Quindi Sanfiorese, B-Team Cyclocross Project e Sport Even. Prima, attenzione Dino, attenzione, terza. passa ora la B-Team Cyclocross Project in prima posizione. Stiamo seguendo le bellissime immagini sui nostri monitor che ci arrivano dall'alto della chiesa monumentale di Castello Roganzuolo, immagini che potete voi ammirare sul maxi schermo sul palco di premiazione. Tra poco torneranno da te Dino, sono all'interno della zona del bosco. Torna la Sanfiorese in prima posizione, siamo solo nei primissimi minuti quindi insomma è prestissimo. Chiaro, prime battute però già si defilavano le prime posizioni in testa, poi è tutto da vedere anche le strategie delle varie squadre nello schieramento degli atleti più o meno accreditati per quel che riguarderà questa vittoria di squadra in base al risultato dei singoli ovviamente. Stiamo attendendo la testa della corsa al ritorno qui in zona box, dopo la zona del bosco, come diceva giustamente Moreno Martin. È una gara che si cerca già di delineare dalle prime battute. È importante chiaramente accumulare più vantaggio possibile e ricordiamo un giro per ogni concorrente. È la prima frazione, quella dei concorrenti designati con la lettera A, oltre chiaramente al numero appartenente alla propria formazione.
Tra poco li vedrai, Dino. Arriva la CX Devo Academy in testa a tutti, attenzione. Due coppie, una coppia al comando, CX Devo Academy e Sanfiorese, vai Dino. Li stiamo aspettando, non è ancora... Eccoli qua, che compaiono in vista. Sì, si hanno fatto il vuoto, hanno fatto un grande vuoto dietro, deciso il loro vantaggio con le numero 11 e il numero 1, praticamente il numero 11 dicevamo CX Devo Academy, Matteo Jacopo Gualtieri, e con lui anche quel Riccardo Paolo Nadal del Sanfiorese. In terza posizione è passata la Sport Even, poi col B-Team Ciclocross Project e la Tirano Bike. Queste sono le prime 5 posizioni al passaggio di ritorno qui in zona box. Attenzione Dino, perché cominciano i saliscendi, tra poco le immagini ci porteranno alla new entry di questa edizione. E sono iniziate anche le motoseghe, se sentite da sottofondo. Sì, beh, direi che è un effetto sonoro che per ora è nullo in confronto a quello che credo ci aspetterà più tardi e domani. Tra poco le immagini ci porteranno alla gradinata. Grazie. Attenzione, tra poco che le immagini live andremo proprio su quei 14 nuovi scalini che sono stati creati per questi campionati italiani. Dopo la gradinata c'è ancora un tratto di salite. Arrivano in questo momento, scendono dalla bici l'atleta lombardo Matteo Jacopo Gualtieri. È sceso dalla bici anche Riccardo Paolo Nadal. Hanno un margine di vantaggio notevole su tutti, già superata la gradinata. Credo che tra poco saranno già in cima, a fianco della chiesa monumentale di Castello Roganzuolo. Attenzione, Matteo Jacopo Gualtieri se ne va da 10 metri a Riccardo Paolo Nadal. Ormai è terminata la salita, zona camper, e tra poco, signore e signori, sentiremo il casino tra gli ulivi e arriverà il terribile muro del Baccanale. Comincia a farsi sentire il pubblico, dai, forza! Eccoli qua, stanno arrivando, Senti che roba, senti che casino. Matteo Jacopo Gualtieri è tutto solo, 10-15 metri su Riccardo Paolo Nadal, CX Devo Academy e Sanfiorese. Senti che spettacolo il tifo? Stiamo per arrivare al primo cambio. Matteo Jacopo Gualtieri darà un cambio a un'allieva del secondo anno, la valdostana Matilde Anselmi. Riccardo Paolo Nadal darà il cambio a un atleta padovano, un esordiente secondo anno, Luca Bacchin. Ci siamo! Eccoli qua sul rettilineo, piomba! Matteo Jacopo Gualtieri piomba Riccardo Paolo Nadal e c'è il tocco! Primo cambio! Tocco! Secondo cambio! Mamma mia che vantaggio hanno questi due! Arrivano i prossimi! Qua c'è un gruppo veramente numeroso, signore e signori. Gruppo numerosissimo. 6 e 14 e 22 nell'ordine. 6 MTB Academy Giaveno. 14 Sporteva Cycling Group. 22 CX Devo Academy 2 e via. Che spettacolo questa zona cambi, mamma mia! Se la può godere il pubblico da vicinissimo, dietro le transenne. Attenzione Dino, tra poco torneranno da te.
Siamo pronti ad accoglierli qui in zona box. Abbiamo l'occhio puntato verso la parte finale del tratto asfaltato. Attenzione, Luca Bacchin supera in questo momento Matilde Anselmi e arrivano in zona box Dino Santi. Seguiamo con trepidazione, ecco che sbuca in questo momento l'atleta da Sanfiorese che sta tirando a tutta in questo tratto asfaltato in leggera salita, quindi nuovamente l'atleta esordiente del secondo anno Luca Bacchin che ha superato il numero 11B, la Matilde Anselmi della CX Devo Academy. Hanno un grandissimo margine sulla terza posizione. Stiamo a vedere adesso circa di quant'è. Infatti è rimasta tale quella della MTB Academy Giaveno in terza posizione con Mattia Bonavia, e viaggiano invece insieme in quarta e quinta posizione rispettivamente la Tirano Bike con Davide La Capria e la CX Devo Academy 2 con Lorenzo Moccagata. Poi grande prestazione in sesta posizione per la Sanfiorese 3 e via via continuano i passaggi. Sorpasso in pieno tornante di Daniele Lombardo del team Cicloteca. Nessuno fino a questo momento si è fermato ai box. Scivolata di Matilde Anselmi che riparte in questo momento all'interno del bosco. E adesso si fa sul serio, non si scherza più, signore e signori. Campionato italiano, punto! Tra poco torneranno da te, Dino, Tra poco torneranno in zona box. Ci prepariamo anche a dare un riscontro cronometrico del vantaggio, se così è, di Bacchin rispetto ad Anselmi, visto che parlavi di una scivolata da parte dell'atleta della CX Devo Academy. Inquadrato Luca Bacchin che torna sull'asfalto proprio ora. Rilancia l'andatura l'atleta padovano della Sanfiorese e tra poco lo vedrai, Dino. Siamo pronti ad accogliere la maglia rossonera della Sanfiorese, quella di Luca Bacchin. Ecco, lo scorgiamo in questo momento, è a nostra vista ed effettivamente ha aumentato il suo vantaggio rispetto alla diretta avversaria. È partito il nostro scontro cronometrico manuale ed è già notevole il suo vantaggio. Sta veramente imprimendo un forte ritmo. ...19 secondi su Matilde Bacchin. In terza posizione praticamente ha ripreso la Bacchin Matteo Bonavia della MTB Academy Giaveno, che le era sulla ruota. Quindi un Anselmi che sta pagando la scivolata che parlavi poco fa, Moreno Martin. E avviene il sorpasso in questo momento, superata Matilde Anselmi in questo momento dall'MTB Academy Giaveno. Abbiamo visto in diretta l'immagine della freccia, il sorpasso. Tra poco la gradinata. In quarta posizione Tirano Bike e in quinta la formazione 2 della CX Devo Academy. Eccolo alla gradinata, sta per arrivare. Sta per arrivare. Tra poco vedremo Luca Bacchin. Eccolo qua, scende dalla bici ora. E ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 gradini in un baleno. Via! Sale, rimane composto in sella, non si alza sulla bici. Luca Bacchin, svolta a destra. Tra poco avrà la chiesa monumentale davanti ai suoi occhi. Mi sa che Matilde Anselmi ha avuto un problema dietro e l'abbiamo vista a piedi. Infatti arriva l'MTB Academy Giaveno.
ma Luca Bacchin sarà tra voi, tra gli ulivi, tra pochissimo, signore e signori. Comincia già a sentirsi il tifo. Partono le motoseghe. Fatevi sentire tra gli ulivi. Eccolo di fronte a voi, Luca Bacchin. Luca Bacchin darà il cambio ad una allieva del primo anno, la bellunese Zoe Del Ponte. Manca poco. Oh, ma che bravi, ma che bravi. MTB Academy Giaveno. Mattia Bonavia darà il cambio a Greta Bassan. Cambio in questo momento per la Sanfiorese. Parte Zoe Del Ponte, questo scricciolo di Belluno, allieva primo anno. Il vantaggio si attesta intorno ai 18-20 secondi. Tocco, cambio, MTB Academy Giaveno. Greta Bassan, allieva del secondo anno. Poi c'è il vuoto, Poi c'è il vuoto, attenzione! C'è il vuoto, mamma mia! C'è il vuoto, non passa ancora nessuno qua! Incredibile! Oh! Terza e quarta posizione. Arrivano in questo momento. È arrivata la Tirano Bike, Beatrice Maifre, allieva del secondo anno. E Chicks Devo Academy, Alessandro Balbi, esordiente del secondo anno. Andiamo anche con la quinta posizione. Chicks Devo Academy 2, Anna Mombello, allieva del primo anno. Sporteva in Cycling Group, Sanfiorese 2. Poi vediamo chi arriva. La Gems Bike. E via tutti gli altri. Dino, a te la linea. Grazie Moreno, stiamo attendendo qui, l'atmosfera si fa sempre più calda, un sole che arride ed è ancora la Sanfiorese che compare, questa maglia rossonera estratta per prima dalle urne, ma se la sta guadagnando tutta. È Zoe Del Ponte in questo tornante a sinistra. Adesso ha fatto il tornante, non si rialza sui pedali ma rilancia subito l'andatura. Forza il ritmo. Lo scricciolo, come lo chiami te Moreno, Zoe Del Ponte ha fatto veramente ancora una volta il vuoto. Alle spalle vediamo se sarà confermata la MTB Academy Giaveno. Eccola qui con Greta Bassan, questa allieva del secondo anno che rallenta parecchio a fare questo tornante. Forse perde un secondo, due solo nel tornante rispetto a Zoe Del Ponte che l'ha affrontato con grande agilità. E poi, come dicevi prima Moreno, adesso il vuoto. C'è un grande margine su queste due formazioni. Arriveranno due formazioni tra poco da te, almeno guardando ciò che ci propone la regia. Mamma mia, che gara, è lunga ancora. Chicks Devo Academy che ha passato la Chicks Devo Academy che ha passato la Tirano Bike, quindi Chicks Devo Academy in terza posizione. Quarta la Tirano Bike, attenzione, quinta e sesta posizione molto vicine, la seconda formazione della Sanfiorese e insieme anche col numero 22 la Chicks Devo Academy 2. Ma ritorniamo nel rettilineo di fronte per vedere insieme come si evolve la corsa. Stupenda
Stupenda questa corsa, intensissima, già dalle primissime battute. Abbiamo visto chiaramente il grande spunto iniziale della Sanfiorese insieme a quello della CX Devo Academy. Purtroppo dopo l'inconveniente successo a Matilde Anselmi ha fatto sì che la Sanfiorese con Luca Bacchin prendesse il volo, ma continua a consolidare, a confermare la leadership con l'atleta in gara, con la lettera C, Zoe Del Ponte, che tra poco dovrebbe comparire a nostra vista e dovrebbe portare a termine questa terza e penultima frazione. Stiamo assistendo, amici dello streaming, in diretta alle fasi calienti di questa corsa del team relay del campionato italiano giovanile esordienti allievi. Dino arriva sull'asfalto in questo momento, Zoe Del Ponte. E questo significa che tra poco la vedrai con i tuoi occhi. E non vediamo l'ora, e chiaramente gioca in casa, c'è anche tutto il tifo di casa quest'oggi a Castello Roganzolo, frazione di Sanfior, che porta il nome di questa splendida società, la Sanfiorese, presieduta dal presidente Gastone Martorell, ma è tutta la cittadinanza. Ecco, qui abbiamo anche le trombe vicino che suonano. Ecco il passaggio di Zoe Del Ponte in questo momento, sta dando tutto quello che può. Cerchiamo di dare sempre un riscontro cronometrico anche approssimativo. Possiamo dire che il vantaggio, che aveva dei 19 secondi, c'è ancora tutto. Si fanno vicini i tifosi e stiamo vedendo, ecco, che arriva in seconda posizione con il numero 6 Greta Bassan del MTB Academy Giaveno, e si fa sotto, cerca di recuperare col numero 11 Alessandro Balbi della CX Devo Academy. Ha recuperato parecchio Balbi, cerca almeno di ambire alla piazza d'onore. Cambio di bici nel frattempo, è il primo che vediamo della numero 16 Tirano Bike, che è in quarta posizione con Beatrice Maifre, che ha cambiato la bici, e in quinta passa la formazione 3 della Sanfiorese, col numero 29 è transitato Alessio Tocchet. Continuano i passaggi, è passata anche col 22 Anna Monbello della CX Devo Academy 2, e in questo momento il transito col numero 10 del Jump Bike Team Buia con Emanuele Pittoni. Linea all'arrivo. Grazie Dino, stiamo attendendo di vedere le immagini relative alla gradinata e di rivedere quindi Zoe Del Ponte, la ragazza bellunese, allieva primo anno. Eccola, arriva in questo momento, scende dalla bici e si sale con questo scricciolo. Mamma mia, mamma mia! Dietro la CX Devo Academy sta facendo un recupero da capolavoro con Alessandro Balbi, che è in scia. Attenzione all'atleta ligure in scia. Ormai a Zoe Del Ponte, attenzione, potrebbe rimescolarsi tutto già prima del passaggio. Il vantaggio ormai è di una decina di secondi. Sale come un missile Alessandro Balbi. Ovviamente il confronto è chiaro, stiamo parlando di un esordiente contro un'allieva del primo anno, e tra poco saranno qua tra gli ulivi, signore e signori, meno di 10 secondi tra la coppia al comando e la coppia che insegue. Ma attenzione anche Moreno ai prossimi atleti di queste due formazioni, sarà una lotta serrata fra Riccardo Tofful e Michel Carreri. Cosa mi sai dire? Non ti dico nulla. Conosciamo da quando erano piccoli questi ragazzi. Riccardo Tofful ha vinto qua da esordiente primo anno. Michel Carreri è arrivato nel ciclocross l'anno dopo. Un fenomeno. E sarà lotta vera dunque fra queste due formazioni che sembrano in questo momento le più accreditate, le quasi uniche, ma il ciclocross è ancora tutto da scrivere. Senti che tifo? Balbi è davanti, attenzione! CX Devo Academy davanti e il vantaggio è notevolissimo. Qua ci sono più di 10 secondi, attenzione!
Stringe i denti Zoe Del Ponte che sa che deve portare a termine questa frazione. Ma Balbi è scatenato e lo attende Careri. Un fenomeno. Attenzione perché dietro c'è un terzetto con anche la Sanfiorese 2, con l'MTB Academy Giaveno, con la Melavit Tirano Bike. Attenzione, ci proiettiamo sul rettilineo d'arrivo, signore e signori, perché tra poco inizierà l'ultimo giro, l'ultimo cambio da effettuare. Ci siamo, la CX Devo Academy. Alessandro Balbi dà il cambio al Valdostano, il fenomeno tricolore Michel Careri. È un missile, mamma mia che freccia è passata sul traguardo, quella di Michel Careri. Forza Zoe, arriva Zoe Del Ponte che dà il cambio a Riccardo Toffoli, il Sinner friulano. 10 secondi, 10 secondi, poco più. Sanfiorese 2, attenzione! Wow, attenzione! Stanno arrivando come dei missili dietro! Stanno arrivando come dei missili! Alessio Tocchetta ha dato il cambio a Gioia Cettolin! Allora attenzione, ci arriva anche un dato, la scivolata di Matilde Anselmi l'avevamo vista in diretta, invece c'è stato il salto di catena per Zoe Del Ponte che non era inquadrata e adesso capiamo perché ha perso tutti quei secondi in così poco tempo. La gara ancora lunga, vai! Prendiamo la linea dal Prato, stiamo aspettando l'arrivo dunque del primo concorrente che transiterà, ricordiamo che siamo alla quarta frazione, quindi a conclusione, siamo a più di 3/4 di questa prova del team relay. Dicevi prima Moreno che 19 secondi aveva Zoe Del Ponte, ma arriva, eccolo qua, che pedalata, spinge a tutta ed è lui il concorrente col numero 11 di Michel Careri, campione italiano, eccolo lì, fa la curva, si bilancia un attimino, rilancia sui pedali, fa tutto il rettilineo sui pedali e beh, veramente ha un grandissimo margine, parlavi prima 10 secondi, ma è un vantaggio superiore, ma non si dà per vinto sul tratto asfaltato di via Stortan. È Riccardo Toffula adesso a affrontare il tornante a sinistra, ci prova in tutti i modi l'atleta della Sanfiorese a rendere merito alle strade di casa, all'asfalto, al terreno, al prato di casa, ma attenzione che anche in terza posizione la Tirano Bike ha recuperato tantissimo, adesso andando tutta anche Matteo Lacapria. In quarta posizione troviamo la MTB Academy Giaveno, fa la curva a fatica Alberto Mario ma riesce a farla e poi è il momento della Sanfiorese 3 che purtroppo ha perso parecchio. Adesso c'è Gioia Cettolin che sta portando a compimento la prova della formazione 3 della casa. Gens Bike Team Buia con Leonardo Nida in questo momento è passato. Adesso andiamo sul rettilineo di fronte a vedere i passaggi e cerchiamo di darvi sempre un riscontro cronometrico manuale su quello che è il vantaggio del leader Michel Careri sulle dirette. Dino, le immagini dall'alto della nostra regia vanno a ricercare Michel Careri, vanno a ricercare il Valdostano. Un fenomeno questo ragazzo, medaglia di bronzo al campionato europeo. Il Valdostano di San Marcel, nato il 27 febbraio 2010. Per la prima volta in vita sua gareggia qua, a Castello Roganzuolo. Ed è una prima volta che è un battesimo di fuoco perché vale una maglia tricolore, d'accordo, sarà ancora più importante la giornata di domani, ma perché no condividere con la sua formazione, con la sua squadra, quella maglia importantissima di questo team relay che stiamo vivendo insieme qui da Castello Roganzuolo. E ricordiamo, Dino, che questo ragazzo il 14 dicembre a Fede Oderzo, caduto, si è rotto la base del pollice. Lo vedi ora? Vai Dino! Dovrei vederlo a brevissimo. Eccolo lì, è comparso in questo momento, continua a spingere, è in pieno rilancio, passa in questo momento con una pedalata
che non parrebbe dalla categoria allievi, sembrerebbe quasi anche una categoria superiore, senz'altro. Grande stile, abbiamo fatto partire il nostro cronometro, vi daremo adesso informazione rispetto a Riccardo Paolo Nadal, che scorgiamo adesso in questo momento. Tofful, Riccardo Tofful. Eccolo qua, 14 secondi e quindi Tofful ha pagato altri 4 secondi dal tratto di andata e di ritorno dai box. Terza posizione, il 16, Tirano Bai, che vuole salire sul podio a tutti i costi con Matteo Lacapria, non si dà per vinto con il 6, MT Academy Giaveno, Alberto Mario, ma anche qui la posizione è abbastanza finita, staremo a vedere la salita della Pieve, cosa dirà ancora. Comunque Tofful non molla, è scatenato, lo abbiamo visto il Sinner friulano, non molla, e tra l'altro sono avversari in bici, ma voglio sottolinearlo a chiarissime lettere, sono amici scesi dalla bici, questi due ragazzi, uno dalla Val d'Aosta, uno dal Friuli Venezia Giulia, già superata la gradinata da Michel Careri, tra poco arriverà il Sinner friulano Riccardo Tofful, mamma mia come spinge, fa paura Michel Careri, fa letteralmente paura, mamma mia. In completa spinta e chiaramente sa che vale tantissimo questa pedalata finale, scaldare la gamba per domani per questa maglia tricolore importantissima. Ci sono più di 20 secondi, più di 20 secondi, e tra poco Ulivi per la testa della corsa per l'ultima volta oggi nel team relay. Eccolo, questo ragazzo all'apparenza timido, educato, taciturno, ma un fenomeno in bici, Michel Careri. Guardatelo, ammiratelo sul muro del Baccanale. Questo è un fenomeno, ragazzi. Ci siamo! Scende dalla bici, non vuole rischiare, ostacoli artificiali. Sta per completarsi questo straordinario capolavoro. Firmato da Matteo Jacopo Gualtieri, Matilde Anselmi, Alessandro Balbi e Michel Careri, che sta per proiettarsi sulle rettilinee d'arrivo. Eccolo, signore e signori, questo magnifico quartetto. Matteo Jacopo Gualtieri, Matilde Anselmi, Alessandro Balbi, Michel Careri, campione d'Italia, CX Devo Academy! Fatelo più forte l'applauso, se lo meritano! L'abbraccio con Fabio Agostinacchio e con tutto il team dopo il traguardo. Ma ci proiettiamo sul rettilineo perché spunta il Sinner friulano, come 3 anni fa la Sanfiorese va a prendersi una eccezionale, straordinaria medaglia d'argento sanfiorese. Oh, sprint, Melavi, Tirano Bike, pazzeschi! Tirano Bike, Nicolò Ferrari, Davide Lacapria, Beatrice Maifre, Matteo Lacapria, medaglia di bronzo. Fantastici. Ci sono ancora gli abbracci tra i protagonisti, mamma mia. C'è tantissima felicità dopo il traguardo. E pensate che Mick, sconsolato il 15 lunedì mattina, mi mandò un messaggio. Stagione finita. È rotto la base del pollice, invece
sono stati bravi, un recupero da record e nonostante il poco allenamento, guardate che razza di roba ha fatto. Ma bravi i 4 argenti. Riccardo Nadal, Luca Bacchin, Zoe Del Ponte e uno straordinario ultimo staffettista, Riccardo Toffolo, ci hanno provato. Bravi ragazzi. E brava la Tirano Bike, splendida medaglia di bronzo. Guarda quanti abbracci. Guarda, c'è qualcuno che scende dalla bici solo ora, mamma mia. Moreno, Vai Dino, dimmi. sono qui in zona Chicks Devo Academy. Lasciamoli pure tranquilli e poi avremo modo di sentirli sul palco. Lasciamoli pure tranquilli e cerchiamo anzi di liberare la strada, per favore. Cerchiamo di liberare la strada. Grazie. Dino, c'è un bel casino lì in mezzo. Sì, bellissimo, bellissimo. Beh, insomma, mentre arriva qualche altro concorrente, diciamo che il sogno della Sanfiorese quest'oggi è durato per 2 giri e mezzo, dopodiché sembrava che con quella conveniente a Matilde Anselmi fosse gara fatta, ma tutto si è ribaltato poi nell'ultimo terzo di corsa per questa galoppata finale. Bravi, bravi tutti quanti, perché veramente hanno dato un grandissimo spettacolo a questa giornata qui a Castello Roganzuolo. Stupendo, stupendo sia per quanto riguarda la galoppata di Mika Reri, ma di tutta la sua formazione, come anche la Sanfiorese con quel Toffolo che ci ha provato fino alla fine a recuperare. Però grande, grande giornata da parte dello sport qui a Castello Roganzuolo. Guarda come esultano. Tutti su. Balbi è il più in alto di tutti? Bravi ragazzi. Chicks Devo Academy. Ancora un titolo italiano di team relay per Michel Carreri. E per questa formazione, che spesso e volentieri cambia nome, e in onore a Mattia e Filippo Agostinacchio, World Tour nella IF Education, maglia celebrativa di colore IF Education della Chicks Devo Academy. 4 su 4. Tra poco, signore e signori, vi aspettiamo alla cerimonia conclusiva di premiazione. Abbiamo visto chiaramente festa per tutti, anche il grande sportivo abbraccio del presidente della Sanfiorese con i suoi ragazzi. Bravi, bravi tutti lo stesso, bravi tutti quanti, perché come diceva prima in sede di presentazione, tutti devono essere contenti quest'oggi, un sorriso sulle labbra di tutti, perché è una bellissima giornata di sport e grazie per averla condivisa con tutti quanti noi insieme. Ma Dino, dato che siamo così in tanti, guarda, dietro le transenne, dopo le transenne, ma riusciamo a fare prima della premiazione un applauso per tutti questi ragazzi che hanno corso oggi? Ce lo fate sentire forte, eh? Domani dovete fare meglio, Grazie. Bravi, 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 è la prova generale questa. Domani poi facciamo, come diceva Moreno, sul serio.